Oggi è il primo giorno di scuola per tanti ragazzi anche qui nell'Alta Marca Trevigiana. Uno dei giorni più attesi da tanti alunni, dai loro docenti, dal personale scolastico e anche dai genitori dei ragazzi che vivono con ansia questa giornata così importante per la vita dei loro figli. Tante attese per l'inizio di quest'anno scolastico, il 2019-2020, per i suoi ragazzi e per tutto il corpo docente. Sì, ogni anno quando si inizia è un'emozione, anche se questo lavoro ormai è un lavoro che si conosce prima come docente e ora come dirigente, però la scuola ha il compito di formare, di educare, di far crescere questi ragazzi e la soddisfazione più grande è di vedere che arrivano senza né arte né parte e imparano sia l'arte che quella che è la parte che poi loro eserciteranno per tutta la loro vita. Per cui le attese sono quelle che questi ragazzi trovino veramente una motivazione per costruire per il proprio futuro un percorso di vita significativo, che possano apprendere anche con gioia, che possano saper affrontare anche la fatica, perché senza fatica e senza esercizio non si arriva a costruire niente e questo, il valore della fatica è un valore che loro devono imparare. Quindi le aspettative sono quelle di riuscire a far comprendere ai ragazzi che per costruire il loro futuro non devono aspettare di essere in classe quinta, ma inizia oggi il loro futuro, anzi è iniziato ieri ancora nella scuola del primo ciclo. Questo è quello che noi ci aspettiamo che accada ogni anno ed è il miracolo, devo dire, che in questa scuola accade ogni anno. Quali sono le attese, le speranze e le emozioni per questa prima giornata di scuola di suo figlio? Beh, senz'altro una nuova opportunità per una nuova esperienza di vita che lo catapulta veramente in un suo futuro.